Buongiorno a tutti voi telespettatori, sono le 12 in punto e noi puntuali siamo qui con Focus TG per raccontarvi tutte le notizie del Veneto e dal Veneto. Sapete che in questa ora e mezza di diretta, perché vi terremo compagnia, vi terremo informati fino alle 13:30, avremo come di consueto tanti collegamenti live dal territorio e poi tanti approfondimenti. Parleremo di sanità, parleremo di caro bollette, parleremo di cronaca, attualità, insomma un menù quanto mai ricco e variegato. Anche oggi dobbiamo vedere il nuovo bollettino dei contagi che ci ha fornito Azienda Zero, tanto di cui parlare. Come vi dicevo, tanta cronaca oggi e apriamo proprio questa edizione di Focus TG con una notizia di cronaca. Ci spostiamo ad Asiago, ci spostiamo quindi sull'altopiano perché come potete vedere anche dalle immagini che adesso la regia manda in onda, da ieri, dalla serata di ieri, i vigili del fuoco stanno operando in via Dante, nel centro di Asiago, per l'incendio di un tetto di una costruzione di 3 piani che si è subito esteso anche nelle abitazioni attigue per un totale di oltre 200 metri quadrati, coinvolti 2 stabili, bruciata una mansarda gravemente danneggiata e poi danni in 4 appartamenti. I pompieri sono arrivati sia dalla locale, stazione, dal locale distaccamento di Asiago, che da Schio, Bassano, Vicenza tiene con 4 autopompe, 4 autobotti, 2 autoscale, 28 operatori. Le operazioni di messa in sicurezza e di spegnimento delle fiamme sono iniziate appunto nella serata di ieri, sono durate tutta la notte e anche nelle prime ore di questa giornata. Gli appartamenti danneggiati venivano utilizzati come appartamenti per seconde case, quindi case e vacanze. Fortunatamente erano vuoti al momento, quindi non si segnalano persone che abbiano subito danni né problematiche appunto legate all'incolumità dei proprietari di queste mansarde, di questi 2 appartamenti. Guardate le immagini, raccontano veramente di una notte assolutamente difficile, turbolenta, gestita nel migliore dei modi dai vigili del fuoco. Le cause dell'incendio, probabilmente innescate da una canna fumaria, sono attualmente al vaglio dei vigili del fuoco. Seguiremo da vicino anche gli sviluppi di questo incendio, di questa notizia con cui abbiamo aperto il nostro Focus TG di oggi. Focus TG che fa seguito alle dichiarazioni, al punto stampa del presidente Luca Zaia, che ieri ha fatto un attimo il punto della situazione legata alla situazione di quello che è il contagio da Covid-19 in Veneto. Ha parlato di ospedalizzazioni, ha parlato di terapie intensive, si è parlato tanto anche di Green Pass che andrà via via scomparendo, e con questi numeri il Veneto, in maniera già quasi certa, dalla prima settimana di marzo, dal 7 di marzo in poi, tornerà ad essere zona bianca. Vediamo intanto cosa ha detto ieri il governatore e poi analizziamo tutto, compreso i dati di oggi. Vediamo. Se i dati avranno questa conferma nei prossimi giorni, dal 7 marzo, sapete che ci vogliono 2 settimane di conferma, noi siamo zona bianca. 5.181 nuovi positivi, RT che oggi è sceso sotto 1 e flessione della pressione ospedaliera con 18 ricoverati in meno rispetto a ieri. Resta ancora alto il numero dei decessi, 30 in 24 ore, ma tutti i parametri danno curve in rapida discesa e proiettano il Veneto in fascia bianca. Poco cambierà visto che le mascherine all'aperto non sono più obbligatorie. Il presidente Zaia torna in diretta da Marghera e traccia il quadro di una situazione in miglioramento, aprendo a delle riflessioni a 2 anni dall'inizio della pandemia. La fortuna in Veneto è stata di avere la sanità al nostro fianco, con bravi operatori che hanno fatto il loro lavoro, dice, ma la sanità nel nostro paese va ridisegnata. Io penso che ci voglia un nuovo piano di sanità pubblica in questo paese, che tenga presente che nel momento in cui ci vogliono i piani anche pandemici aggiornati. Sul Green Pass, il giorno dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde rafforzato per il lavoro per gli over 50, 77.000 in Veneto le persone teoricamente coinvolte, Zaia pensa non sia un problema per l'89% dei veneti vaccinati.
penso che scomparirà, non è che gireremo tutta la vita del Green Pass. Pensare di abolirlo nel giro di qualche giorno o di qualche settimana, non lo so. Il Green Pass è correlato alla necessità di capire se siamo in sicurezza. In questa fase non lo siamo. Poi il passaggio su altre questioni d'attualità, dai balneari. Il tema delle nostre concessioni balneari deve essere rispettoso della storia e dell'identità dei nostri concessionari, dice Zaia, fino al caro bollette. Necessario pensare alle famiglie in difficoltà e prestare attenzione al rischio di nuove delocalizzazioni delle imprese. Perché comunque è uno dei fattori limitanti della produzione, è il costo dell'energia. Cioè quando tu leggi che ci sono aziende che fanno il fermo produttivo perché non ci stanno più dentro, ok, se è una roba della settimana si risolve tutto bene, ma se è una roba che diventa strutturale, il fermo produttivo si chiama delocalizzazione. Quindi al governo bisogna che siano attenti al fatto che il caro energia rischia di spopolare i territori produttivi, di creare occupazione, di creare delocalizzazione, e quindi non è solo più un problema di bolletta, è un problema di strategia di sviluppo. Abbiamo ascoltato le parole del governatore Luca Zaia che, come vi dicevo, ha fatto un punto riassuntivo, una fotografia di quello che è lo stato attuale dell'epidemia in Veneto, un'altra fotografia più aggiornata perché risale a pochi minuti fa. Ce la fornisce Azienda Zero con il consueto report giornaliero della variazione dei contagi, delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive nelle ultime 24 ore per quello che riguarda la nostra regione. Ebbene, i numeri continuano ad essere numeri incoraggianti, guardiamo insieme la tabella. Nelle ultime 24 ore il delta totale dei casi positivi fa segnare un più 5.880 nuovi casi in Veneto. Guardate però i casi attualmente positivi. 2 giorni fa abbiamo commentato insieme, si era sceso sotto il muro dei 100.000 positivi in Veneto, eravamo circa a 97.000 persone attualmente contagiate, attualmente positive. Nel giro di 2 giorni da 97.000 si è scesi a 83.265, quindi numeri assolutamente incoraggianti, come sono incoraggianti quelli che riguardano le ospedalizzazioni e le terapie intensive, che continuano a scendere, meno 59 ricoveri in area non critica nelle ultime 24 ore, meno 2 terapie intensive. Come sempre commentiamo, diamo la notizia con rammarico e grande rispetto di quello che è insomma un numero sulla carta, ma qui parliamo di vite umane perché nelle ultime 24 ore dobbiamo constatare il decesso di altre 17 persone. Rientriamo in studio perché legato al discorso della pandemia, legata alla situazione ospedaliera, ha fatto scalpore, continua a toccare le corde della sensibilità di tutti, il caso sollevato da Davide Dall'Armi, che non ha potuto salutare il proprio papà ricoverato in ospedale, non ha potuto dargli l'ultimo saluto, una storia che, come vi dicevo, ha riempito nelle ultime ore la cronaca locale e non solo. Non si dà pace il figlio della persona scomparsa in ospedale e chiede giustizia, chiede risposte. Vediamo. Non ho risposte. Domani è un mese, come ha detto lei, che è morto mio padre. Io non so ancora di che cosa è morto. Io non ho notizie. Non cerca visibilità né un risarcimento. Davide Dall'Armi, residente annuale, vuole risposte. Vuole che quanto accaduto al Papa Renzo di 92 anni non succeda ad altri. Negli ultimi 2 anni, a causa del Covid, già troppe persone se ne sono andate sole, senza poter vedere né abbracciare i loro cari nella freddezza di un letto d'ospedale. Al signor Renzo, non contagiato dal Covid, è accaduta la stessa cosa. Era stato ricoverato la domenica nell'ospedale di Mirano e fino alla sua morte 10 giorni dopo il figlio gli ha potuto parlare una sola volta.
Per sentire mio padre ho dovuto il martedì, perché è stato ricoverato la domenica, chiamare il reparto, chiedere per quale motivo avesse il telefono spento, che lui, ovviamente io l'ho mandato in ospedale, era lucido. Un'infermiera gentilissima mi ha detto: guardi, oggi è agitato, però adesso vado a vedere in camera come mai. Dopo 10 minuti ho sentito il telefono squillare, era mio padre. Io ho detto: papà, ciao, come stai? Fa: abbastanza bene, e voi? Ho detto: noi bene. Ho detto: mi raccomando, cerca di guarire, e appena posso, ho detto, venite a trovare, vengo. Va bene. In quel momento là prende in mano il telefono la dottoressa, mi fa: sto visitando suo padre, poi le richiamo io. Messo giù il telefono. Da quel momento io mio padre non l'ho più sentito. Solo in alcune giornate Davide è riuscito a parlare col medico deputato, fino alla telefonata che nessuno vorrebbe ricevere e che Dall'Armi ha ricevuto il giorno dopo la morte del papà. Martedì mattina alle 9:20 mi chiamo all'ospedale, dico: finalmente mi danno notizie. Rispondono al telefono, mi fa: buongiorno, lei è figlio del signor Dall'Armi? Sì. Buongiorno, ospedale di Milano, volevo comunicarle che suo padre è deceduto ieri sera alle ore 22. A quel punto, oltre allo sgomento, chiaramente il dolore, ho detto: ma nessuno mi ha telefonato per dirmi che è morto mio padre ieri sera? Sono 12 ore fa, perché dalle 9:20 di mattina alle 10 di sera sono quasi 12 ore. Il mio cellulare era acceso, ma magari può capitare che non sono riusciti a prendere la linea, però avevo anche il numero di casa e io quella sera ero a casa il lunedì, perché dalle 7 di sera ero a casa. Il mio telefono non ha mai squillato. Il dolore più grande Davide l'ha provato quando ha potuto rivedere il padre. Era disteso, con la mascherina, con la barba lunga da 10 giorni e con gli occhi ancora aperti. Ditemi voi se è umano. Senta, lei crede che suo papà abbia pensato in quei giorni di essere stato abbandonato? Secondo me sì, questo è il dolore che mi porterò per sempre e spero che mi perdoni. Perché anche le altre volte che era stato ricoverato precedentemente in geriatria ad Olo, io ero sempre presente. E lui è rimasto in ospedale 9 giorni da solo e non mi ha mai visto. Secondo me, lui veramente, secondo me, è morto solo. È morto solo. Gli effetti personali che gli aveva fatto recapitare non erano nemmeno stati toccati, racconta. Sconfortato, ha segnalato l'accaduto anche al governatore Zaia e 2 giorni dopo il primario del reparto gli ha scritto un'email spiegando che in quei giorni erano impegnati nella riorganizzazione del reparto per l'emergenza Covid. Era inoltre scoppiato un focolaio. Io vorrei che queste cose non accadessero più, perché in un paese come l'Italia, che si definisce civile, queste cose non dovrebbero accadere. Se ci fosse chiarezza e mi avessero detto la verità, nel senso: guardi che lei non può entrare per questo motivo, sarebbe stata un'altra cosa, ma a me non l'ha detto nessuno. Se potessi tornare indietro non so cosa farei, perché dipende dalla situazione, però sapendo quello che è accaduto a mio padre e tante altre persone che mi stanno contattando, alle quali è successo la stessa identica cosa, stesso modus operandi, e forse agirei diversamente. Mi metterei davanti la porta del reparto e starei lì finché mi fanno entrare. Io voglio la verità e voglio l'umanità, perché l'umanità secondo me è la cosa fondamentale in tutto. Una testimonianza certamente molto molto forte. Adesso ci prendiamo un minuto di pausa, andiamo in pubblicità, torniamo subito. e 15, siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG, la nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione del Veneto. Abbiamo visto i dati di Azienda Zero, dati che certificano come la situazione vada giorno giorno migliorando, quindi sono calati gli attualmente positivi. In Veneto continuano a calare sia le terapie intensive che le ospedalizzazioni. Abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente Luca Zaia e abbiamo aperto la pagina dedicata alla sanità con la testimonianza forte di quanto accaduto a Mirano, insomma, di questo figlio che non ha potuto dare l'ultimo saluto al padre ricoverato in ospedale. Adesso continuiamo a parlare di sanità perché dopo 2 segnalazioni che sono state mandate a noi di Rete Veneta, 2 casi legati sempre a problematiche di salute, problematiche di disorganizzazione, di liste d'attesa all'interno dell'ULSS 7 Pedemontana. Ebbene, queste 2 segnalazioni nel giro di pochi giorni sono andate a buon fine. Una vittoria soprattutto per i cittadini, soprattutto per le persone coinvolte, ma anche per noi di Rete Veneta.
Due notizie positive sono arrivate in queste ore dopo le segnalazioni che avevamo fatto nei nostri telegiornali con i 2 casi di persone che necessitavano d'essere sottoposte alla stessa operazione che era stata rinviata dall'ospedale. Dall'ULSS 7 sono arrivate le comunicazioni di programmazione degli interventi. Come dire, Rete Veneta ha suonato la sveglia all'azienda sanitaria che ha dovuto prendere in mano la situazione. Ricorderete l'appello fatto da Davide Della Pria, preoccupato per le sorti del fratello, 48 anni, disabile al 100%, che da settimane attendeva la chiamata per un intervento? Siccome non riceveva risposte dall'ospedale, si era rivolto a noi per avere un aiuto. Subito dopo il nostro servizio, anche il blogger bassanese Luca Faccio aveva affiancato Rete Veneta nella battaglia di umanità per risolvere la difficile situazione del fratello del nostro telespettatore. Così, proprio dall'ULSS 7, dopo la rete di sollecitazioni arrivate ai vertici, ha fissato la data per la tanto attesa operazione che si terrà il prossimo 24 febbraio. Inutile dire la gioia dei familiari che ci hanno immediatamente chiamato per darci la notizia. E poche ore dopo, altra grande vittoria di Rete Veneta, con la seconda comunicazione che è arrivata sempre da ULSS 7 dopo il nostro servizio, in cui una telespettatrice denunciava la mancata chiamata per la stessa operazione di posizionamento di una PEG per favorire l'alimentazione. Per 8 mesi il marito era stato costretto a sopportare il sondino nasogastrico. Finalmente l'ULSS ha fissato l'intervento per il 9 marzo. Anche in questo caso, dobbiamo dirlo, al nostro fianco Luca Faccio, insomma, come sempre il lavoro in team, compatti, per un unico obiettivo, il bene delle persone, ha fatto sì che si arrivasse in breve a un grande risultato. Il vostro grido d'allarme ha permesso a noi di fare da cassa di risonanza e voi continuate a inviarci le vostre segnalazioni, insieme possiamo vincere. E continuano ad essere senza risposta le domande che noi di Media Nord-Est abbiamo raccolto, abbiamo formulato in merito al caso che è diventato un caso nazionale, che ha creato grande scalpore, quello degli 11 milioni di euro di debiti in capo al direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza. Domande che noi abbiamo rivolto al diretto interessato, alle istituzioni, domande che rivolgiamo a voi cittadini in attesa appunto di ricevere qualche risposta. Il buco da 11 milioni di euro cui deve far fronte oggi il direttore dell'ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza apre una serie di importanti interrogativi. Ecco 3 domande che intendiamo porre a Carlo Bramezza, alle istituzioni e anche a voi. È opportuno che una persona in stato di definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni per quasi 11 milioni di euro rimanga alla guida di un'azienda sanitaria pubblica che gestisce un bilancio di circa 700 milioni di euro l'anno? È opportuno che una persona che nella sua carriera ha sempre ricoperto da 21 anni posti di lavoro pubblici si faccia garante per operazioni immobiliari private per la cifra di quasi 11 milioni di euro? È opportuno che una persona che percepisce uno stipendio annuo di circa 90.000 euro abbia garantito con fideiussione 11 milioni di euro, ovvero un importo che ora potrebbe rimborsare solo lavorando 600 anni? Attendiamo risposte, i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. E le risposte, insomma, prima o poi arriveranno, insomma. Quindi noi vi terremo sempre aggiornati, noi continueremo a farci e a farvi queste domande che necessitano di non essere ignorate, non possono essere ignorate perché si parla di sanità, si parla di voi cittadini, si parla di servizi per il bene pubblico. Quindi noi di Media Nord-Est continueremo a porci questi interrogativi. Nel frattempo però rimaniamo a parlare di Covid, ma cambiamo decisamente sia tono che contesto. Perché insomma in tempi di Covid, oltre alla cosa principale che è la richiesta di sicurezza, di servizi, insomma di avere
una salute e un ritorno progressivo a quella normalità che tanto ci manca, sta tornando di moda anche un'altra esigenza particolare, quella della gentilezza, delle buone maniere, dell'eleganza. Vediamo. Pillole di gentilezza e buone maniere utilissime in tempi di crisi emotiva, rabbia repressa dovuta alla pandemia e crisi identitaria che molte famiglie, ragazzi e cittadini stanno vivendo da 2 anni e mezzo. Giuliana Meneghetti, ex responsabile del cerimoniale della provincia di Treviso, insegna le buone maniere nell'abbazia di Sant'Eustachio a Nervesa della Battaglia attraverso un corso di Galateo. Le buone maniere sono quelle che pongono al centro il rispetto di noi stessi e degli altri, la discrezione dei sentimenti, l'eleganza, l'umorismo e sicuramente anche una buona dose di saggezza. Essere gentili fa bene, specialmente in tempi di pandemia, dove la mancanza di empatia e accoglienza nei confronti del prossimo possono far scaturire in noi sensazioni di ansia e forte incertezza sul futuro. Gesti di cortesia, amicizia e generosità fanno bene non solo a chi li riceve, ma anche a chi li esercita. E possiamo ad esempio ascoltare una persona, ma ascoltare nel vero senso della parola, quindi non soltanto con le orecchie, ma anche con gli occhi. Quindi questo vuol dire guardare la persona nel viso e dimenticarci di tutto quello che ci sta attorno, quindi non guardare il cellulare, non guardarci le unghie, non toccarci i capelli, ma io e te. La gentilezza può anche governare reazioni che spesso scaturiscono in rabbia. Se incominciamo poi a discutere, magari si rischia di trascendere, invece soltanto con il silenzio. E la comunicazione gentile ed efficace parte anche dal saper controllare il tono della voce. È molto bello quando una persona sceglie le parole con cura. L'importante è non ferire. Se vogliamo che il nostro figlio cresca educato e gentile, deve sicuramente avere l'insegnamento anche della famiglia, che è la prima società. Prima di andare in pubblicità chiudiamo la parentesi dedicata al mondo della sanità con un argomento che riguarda da vicino proprio la salute dei cittadini. È una questione che chiaramente supera i confini regionali. Perché? Perché parliamo della bocciatura del referendum per l'eutanasia legale, una bocciatura che è arrivata dalla Corte Costituzionale. In questo servizio tutta la delusione dei promotori veneziani. La Corte Costituzionale ha bocciato il referendum sull'eutanasia legale. 1.200.000 persone, che in un paese di 59 milioni di abitanti significa più di un italiano su 6, aveva firmato perché anche l'Italia si dotasse di una legge di fine vita rivolta a chi soffre di una malattia o di una condizione dolorosa e incurabile che ne faccia esplicita richiesta. Una brutta battuta d'arresto che sostanzialmente prolungherà le sofferenze di molte persone. Detto questo, ora la passa parla al Parlamento. Il Parlamento deve prendere una decisione molto forte e chiara. Le motivazioni che hanno portato alla decisione della consulta non sono ancora state rese note, ma sostanzialmente la Corte avrebbe ritenuto che l'abrogazione parziale dell'articolo che disciplina il reato di omicidio del consenziente non preservi la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in particolare delle persone deboli e vulnerabili. A volte le istituzioni, diciamolo, sono molto più indietro della società civile, è un classico in questo paese e spesso nella storia novecentesca proprio le battaglie referendarie hanno fatto sì che le istituzioni si tarassero, diciamo così, entrassero maggiormente in sintonia con quello che è la maggioranza del volere del paese. Pochi giorni fa il neopresidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, chiedendo un impegno al massimo per consentire il più possibile il voto popolare, aveva detto: davanti ai quesiti referendari ci si può porre in 2 modi, o cercare qualunque pelo nell'uovo per buttarli nel cestino, oppure cercare di vedere se ci sono ragionevoli argomenti per dichiarare ammissibili referendum che pure hanno qualche difetto. Giuseppe Sacà ha partecipato personalmente alla raccolta firme. Banchetti ne abbiamo fatti veramente decine tra Venezia e Mestre. Tra chi appunto firmava c'era un ampio spettro della popolazione, giovani, meno giovani, persone con anche già purtroppo alcuni problemi, quindi veramente un ampio spettro di persone. E adesso un minuto di pubblicità, torniamo subito con in diretta da Padova, da Vicenza, dal nostro territorio, e poi tante altre notizie. Dobbiamo rivedere anche le immagini dell'incendio scoppiato nella notte ad Asiago con gli ultimi aggiornamenti. Dobbiamo parlare di cronaca, insomma tanto altro fra poco.
Sono le 12:29, siamo in diretta, lo saremo per un'altra ora fino alle 13:30 per raccontarvi tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto. Tanti collegamenti, tante notizie, oramai sapete che il nostro menù è sempre quanto mai ricco e variegato e allora come vi anticipavo adesso usciamo dal nostro studio, ci spostiamo a Padova dove vedo collegata con noi la nostra collega Valentina Visentin. Buongiorno Valentina, ben trovata. Buongiorno Alex, buongiorno. So che hai notizie insomma di cronaca. Io partirei da una notizia di cronaca giudiziaria perché c'è stato un tentativo di corruzione da parte di un Novax con un farmacista. Raccontaci bene insomma tutti i dettagli. Sì, Novax, che è 37enne padovano, che è stato citato a giudizio per aver tentato di corrompere lo scorso ottobre un farmacista padovano. Sostanzialmente questo uomo era entrato in farmacia per comprare dei farmaci per la moglie e poi prendendo in disparte il farmacista ha tentato di offrirgli questi 500 euro per poter ottenere il certificato verde senza doversi sottoporre alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Il farmacista non si è fatto intimorire, ha denunciato tutto ed ora per questo Novax arrivano le prime conseguenze processuali. È stato direttamente citato a giudizio. Purtroppo non sono episodi isolati, se ne sono stati frequenti, c'è anche chi, ricordiamo ci sono indagini in corso in tutta Italia da parte del NAS dei Carabinieri di persone che cercano di avere il Green Pass in modo, i cosiddetti furbetti del Green Pass che mandano amici positivi con il proprio tesserino sanitario perché così riescono poi a ottenere il Green Pass da guarigione anche se non hanno mai avuto il Covid. Quindi insomma purtroppo quello che vi raccontiamo da Padova non è un episodio isolato e in questi mesi ce ne sono stati alcuni in diverse città. Sempre sul tema dei Novax, come vedete io sono in Piazza delle Erbe, teatro sabato sera scorso di tensioni con la polizia perché dopo la manifestazione autorizzata di Prato della Valle tanti manifestanti, circa 400 circa, si sono dati di nuovo appuntamento qui in Piazza delle Erbe per questo aperitivo disobbediente, sostanzialmente bevendo all'esterno dei locali che invece richiedono il Green Pass. Una persona è stata arrestata perché aveva rifiutato di farsi identificare, i manifestanti avevano accerchiato la polizia. Ebbene adesso sono arrivate le prime misure, oltre all'arresto confermato per questo militante Novax, sono state denunciate altre 3 persone, sono arrivati oggi i primi fogli di rimpatrio per un altro militante che era stato sempre denunciato sabato sera. Altri 13 militanti sono stati multati perché non indossavano la mascherina, perché come ben sapete adesso è vero che non c'è più l'obbligo di mascherina all'aperto, ma in caso di assembramento bisogna indossare la mascherina. C'era un evidente assembramento quella sera, 13 persone non la indossavano e quindi sono state multate. Altre 8 invece sono state multate per non aver osservato il divieto imposto dall'ordinanza comunale di consumare alcolici all'esterno dei locali, all'esterno dei plateatici dei locali. Quindi sono arrivate le prime multe. Nonostante questi provvedimenti è stata autorizzata comunque un'altra manifestazione per sabato prossimo, sempre in Prato della Valle. Le disposizioni dovrebbero essere un po' più rigide, i manifestanti dovrebbero stare comunque statici in Prato della Valle e verranno puntualmente controllati in caso si muovessero in maniera massiccia, come è successo sabato scorso qui in Piazza delle Erbe. Ospiti della manifestazione Novax annunciati dagli organizzatori del Movimento Veneto No Green Pass, Paragone, il politico Paragone. Tutto molto chiaro Valentina. Hai in chiusura magari qualche altra notizia di cronaca, qualche altra curiosità prima di salutarci? Sì, ovviamente visto l'arrivo della primavera, anche se oggi diciamo le temperature non sono propriamente primaverili, ma comunque le giornate si stanno allungando, quindi il Comune di Padova ha lanciato le prime iniziative che tornano dopo mesi di assenza per le domeniche ecologiche. Le città venete ogni mese hanno una domenica ecologica. Per questa domenica prevista il 20 febbraio e la prossima il 20 marzo e il 24 aprile, visto anche il buon andamento e il calo dei contagi, il Comune di Padova sta organizzando
molte attività, soprattutto per i bambini, con il pedibus, e laboratori e giochi di bolle, proprio per far vivere la città, lasciando per una giornata ferma la macchina e assaporando la città a piedi o in bicicletta, aprendo anche alcuni luoghi, alcuni musei chiusi magari la domenica, proprio per far vivere a chi viene a Padova e ai padovani stessi la città. E allora chiudiamo questo collegamento con un sorriso, il nostro è quello della nostra collega Valentina Visentin. Buon lavoro Valentina, grazie. Grazie a te, buon lavoro Alex. Grazie per il tuo collegamento. Noi adesso rientriamo in studio, ma ci spostiamo subito con le immagini in altopiano ad Asiago, perché è stata notizia di apertura del nostro Focus TG, la notizia dell'incendio che dalla notte di ieri sera, dalla serata di ieri sera, ha interessato 2 stabili coinvolti nel centro di Asiago, bruciata una mansarda e una gravemente danneggiata, danni complessivamente in 4 appartamenti, nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri hanno lavorato tutta la notte, anche nelle prime ore di oggi, per mettere in sicurezza l'intera situazione, l'intero stabile. Le squadre sono riuscite a sezionare il tetto, a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento negli altri edifici d'appoggio. Le cause dell'incendio, probabilmente innescate da una canna fumaria, sono attualmente al vaglio dei vigili del fuoco. E allora, con questa notizia adesso noi continuiamo a parlare di attualità, quindi piccola parentesi di cronaca che si chiude, ma la riapriremo fra poco. Attualità che è legata alla questione del Super Green Pass per gli over 50 nei luoghi di lavoro. Abbiamo visto i dati in calo, la pandemia sembra concedere finalmente una tregua, in molti si augurano che possa essere la tregua definitiva. Fatto sta che si continua a parlare di Green Pass, anche se, come abbiamo visto, anticipato anche dal governatore Luca Zaia, sta prendendo forma, sta prendendo piede l'ipotesi di allentare anche le misure di sicurezza, le restrizioni dovute proprio al momento di crisi pandemica. Il Super Green Pass nei luoghi di lavoro è un qualcosa che convince o non convince? A pochi giorni, insomma, dall'entrata in vigore di questo nuovo provvedimento abbiamo fatto il punto direttamente coi cittadini. Contagi in calo a Padova, le persone attualmente positive in provincia scendono a 14.393, così come diminuisce il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri cittadini. Si apre la discussione sull'eliminazione del Super Green Pass. La schiera dei possibilisti si allarga. Abbiamo chiesto ai padovani cosa ne pensano. Giusto togliere il Green Pass o è meglio mantenerlo anche nei prossimi mesi? Lo decideranno i tecnici, perché penso che siano loro che debbano dare delle indicazioni. Secondo lei adesso è giusto continuare con il Super Green Pass? Beh, forse per un altro po' sì. Non credo serva ancora, cioè nel senso ha dimostrato dappertutto che non è un mezzo per bloccare la diffusione, perché siamo pieni. Il lavoro in ospedale è pieno, io ho colleghi col Super Green Pass, col Green Pass rafforzato, è solo un metodo per indurre le persone a vaccinarsi. Lo avessero detto subito si sarebbe fatto una figura meno dei bugiardi, insomma. Mi sembra un po' strano che lo dobbiamo già quasi dimenticare, dopo aver fatto tutta questa fatica. Non si capisce adesso, quando lo toglieranno, che senso ha avuto prima. Questo. Era meglio l'obbligo vaccinale, forse? Sì. Per me è il caso di toglierlo, perché comunque è una discriminazione. Per me il Green Pass va tolto perché sono una discriminazione tra pari e basta. E mettono fuori le persone che vogliono lavorare, ma purtroppo con problemi di salute o altro devono stare costretti a mettersi da parte. È giusto che si continui a chiedere il Green Pass dappertutto. Sì, non è ancora finito tutto. Niente sport per gli over 12, quindi per coloro che hanno più di 12 anni, se non muniti di Super Green Pass. Questa è una decisione che è arrivata dal Comitato Tecnico Scientifico, dal Ministero, dalla Federazione, ma è una decisione che non trova d'accordo tantissime società sportive
e insomma una protesta in tal senso è montata la scorsa settimana, insomma nei giorni scorsi, durante il weekend di campionato per quello che riguarda il calcio dilettantistico. Anche la federazione, il Comitato Regionale Veneto, si è schierato dalla parte di chi chiede che non ci siano discriminazioni. Vediamo. Continua a crescere il movimento che cerca di tutelare il diritto allo sport per i ragazzi. Le società calcistiche che erano partite dal nostro territorio per far sentire la propria voce al governo e togliere l'obbligo di Green Pass rafforzato per i giovani sportivi sono notevolmente aumentate. Molte prime squadre, tutte in qualche modo legate ai settori giovanili, si sono unite all'iniziativa di far scendere in campo i capitani delle squadre con un numero 12 dipinto sulla faccia, proprio a testimoniare la vicinanza a questa battaglia per permettere ai ragazzi over 12 non maggiorenni di poter fare sport e giocare pur non avendo il Green Pass rafforzato. La LND attraverso i comitati regionali ha preso atto delle segnalazioni riguardo la problematica del Green Pass rafforzato over 12 che sta creando notevoli problematiche per il proseguo dell'attività agonistica giovanile. Speriamo che gli organi sovraordinati e preposti abbiano la volontà di riportare almeno nella fascia d'età tra i 12 e i 17 anni la certificazione verde di base con i tamponi, anche perché si rischierebbe di creare tanta disaffezione nei più giovani, in questo caso, con il rischio di far morire veramente il calcio di base. Ribadisco che questa è una battaglia importantissima per il futuro dei nostri giovani. Piccola pausa, adesso torniamo fra 2 minuti con tanti altri collegamenti, tante notizie di cui parlare, tante novità, cronaca, sport, cultura, spettacolo, insomma di tutto e di più fra poco. 12:45, rieccoci in diretta per la seconda parte di Focus TG. Tante notizie, come vi ho detto, insomma dobbiamo ancora approfondire una delle tematiche che introduciamo adesso, una delle tematiche di attualità, di stretta attualità, che insomma è diventato anche un argomento di discussione nelle aziende, nelle famiglie, per quello che riguarda le associazioni sportive, le associazioni di qualsiasi genere. Parliamo del caro bollette, insomma di questo problema importante che sta mettendo in ginocchio determinati settori dell'economia, ma ripetiamo che sta creando grandi problemi anche a tante famiglie. Ebbene, iniziamo a parlare di questo commentando la dichiarazione, la provocazione del sindaco di Conegliano, che aveva detto per un mese non paghiamo le bollette. Una dichiarazione, ripetiamo, una provocazione che ha diviso l'opinione politica. Vediamo. Io non sono mai per invitare i colleghi sindaci piuttosto che i cittadini a disobbedire a quelle che sono le regole dello Stato civile, anche perché il debito poi non verrebbe cancellato ma verrebbe semplicemente accumulato. Ebbene, accetta ogni forma di protesta perché il governo intervenga per calmierare gli aumenti in bolletta, ma non chiedetemi di invitare alla disobbedienza. Tolta la fascia di primo cittadino, Mario Conte veste quella di presidente ANCI, confermando di non voler sostenere né veicolare la proposta del collega Fabio Chies. Il caro energia è un tema come primo cittadino, l'impegno è quello di non far gravare i costi della macchina amministrativa sui cittadini. Io credo che sia importante continuare il confronto, il dialogo, anche serrato, anche a volte forte con il governo, perché ci sia un intervento finanziario importante subito per abbassare l'effetto di queste bollette. Le dichiarazioni del sindaco di Treviso nel giorno in cui la città fa un passo in avanti verso lo sviluppo del territorio, firmando un protocollo trentennale con l'Università Ca' Foscari di Venezia da 12 milioni di investimenti che porterà
muoveranno ad una nuova sede biblioteca e studentati. Una sinergia sempre più forte che ci riempie di orgoglio e ci carica anche di responsabilità. Intanto l'assessore Schiavon tenta di fare le pulci al bilancio, con costi di 1,2 milioni all'anno solo per illuminazione pubblica, più un altro €1 milione per la gestione del patrimonio. Su base annua è da un mese che ci lavoriamo, ma stimiamo incrementi per 1,5 milioni solo di energia elettrica. Non stiamo ragionando su tagli e i servizi ai cittadini devono essere liberi di continuare a essere come sono adesso. Sto lavorando in maniera celere per chiudere un bilancio a marzo e per far sì di liberare eventuali risorse che speriamo ci siano con la chiusura dell'avanzo. E gli aumenti di luce e gas non rischiano di mettere in ginocchio solo i piccoli commercianti, le aziende, le imprese, le famiglie, ma anche, ad esempio, minano quella che può essere la sopravvivenza delle aziende energivore, cioè di quelle aziende come ad esempio quella che adesso vedremo nel prossimo servizio, specializzate in trattamenti termici per la lavorazione dei metalli, dove si consuma, pensate, 1,5 milioni di metri cubi di gas all'anno e 1 megawatt di energia elettrica, una condizione che appunto, visti i rincari, mette a rischio il futuro di queste aziende. Vediamo. Gasivora ed energivora. Definisce così la sua azienda Marco Trevisan, dal 2015 socio e adesso proprietario di questa impresa alle porte di Massanzago, specializzata da mezzo secolo nel trattamento termico dei metalli e in altre lavorazioni come la sabbiatura, la verniciatura, la sbavatura. 400 aziende clienti, 32 dipendenti, un fatturato che nel 2022 punta a superare i 5 milioni di euro e che la ripresa post-Covid l'ha toccata con mano e adesso si trova a fare i conti con prezzi del gas e dell'energia elettrica mai visti. In 12 mesi l'energia è aumentata del 300-350%, parlo di prezzo base rispetto a quello di oggi. Il gas è aumentato del 400-450%, quindi cose senza precedenti nella storia. Fortuna, intuito, l'anno scorso ho bloccato una parte dei nostri fabbisogni con un contratto a lungo termine che ci proteggerà anche nel 2023. Certamente anche solo la parte residua ci porta a aumenti dei costi che sono senza precedenti. Con un esborso per energia e gas in tempi normali di 800.000 euro l'anno, la strada percorribile è stata una sola: aumentare i prezzi delle lavorazioni. Devo dire che in passato abbiamo dovuto combattere per aumenti marginali del 2-3%, in questo frangente i nostri clienti hanno capito, hanno compreso e hanno digerito quasi senza battere ciglio aumenti di un ordine di grandezza superiore. L'energia da fonti rinnovabili non è la soluzione, quantomeno immediata, per aziende come la sua, spiega l'imprenditore. Un impianto fotovoltaico che coprisse un capannone come il nostro, che è di 10.000 metri quadrati, non arriverebbe a coprire più del 20% del nostro fabbisogno di energia elettrica, quindi come può capire, con un costo significativamente alto non sarebbe una soluzione nel breve, probabilmente nemmeno nel medio termine. E voi siete grandi consumatori di gas. E noi siamo grandi consumatori di gas, per il quale l'alternativa ad oggi è del tutto inesistente. Un futuro molto incerto, senza un deciso intervento del governo, con ristori simili a quelli post-Covid del 2020. C'è un rischio di sopravvivenza per molti di noi. So di bollette per chi non è riuscito a bloccare i prezzi, so di bollette che sono quadruplicate, quintuplicate, causando blocchi fermi della produzione. Personalmente sono ottimista, lo sono di natura. Di sicuro un aiuto dello Stato in questo momento è indispensabile per aziende come la nostra, che hanno costi di energia e gas che coprono il 20-25% del fatturato. E voi sapete che noi raccogliamo la voce dei cittadini, la raccogliamo, la raccontiamo e con questo diamo spazio a tutte le vostre segnalazioni. Adesso questo è un problema di stretta attualità, vediamo il cartello: gas e luce alle stelle, cara bolletta, quanto mi costi? Ebbene, vedete in sovraimpressione il numero WhatsApp a cui potete raccontarci di una vostra difficoltà, raccontarci le vostre problematiche, segnalarci casi di bollette aumentate, triplicate, quadruplicate. Noi diamo e daremo spazio sempre
sempre ai bisogni, alle necessità e alle problematiche dei nostri telespettatori, dei nostri cittadini. E allora adesso continuiamo a parlare di caro bollette, continuiamo a parlare di settori in difficoltà, perché come vi dicevo è un problema che riguarda le famiglie, che riguarda le imprese, che riguarda le associazioni, che riguarda anche lo sport, i gestori di impianti come ad esempio le piscine. Vediamo. Siamo stati costretti a chiudere perché le bollette sono passate da 28.000 euro di 2 anni fa pre-pandemia a pieno utilizzo a 88.000 euro al mese, e con piscine quasi vuote perché l'utenza è diminuita a un quinto. Il telo blu a pelo d'acqua, l'attrezzatura in un angolo, la piscina deserta. Da oggi l'impianto di Padova 2000 chiude temporaneamente per colpa del caro bollette. A gennaio il titolare si è visto recapitare una bolletta da 88.000 euro, una cifra ben al di sopra dei guadagni attuali. Dopo quasi 50 anni di attività, dopo aver resistito alle chiusure imposte dalla pandemia, ora la sospensione sembra essere forzata. Impossibile mantenere l'attività con questi costi. Oltre il danno, la beffa, visto che a costare in bolletta sono soprattutto le attrezzature di cui in passato la piscina si è dotata per poter efficientare dal punto di vista elettrico l'impianto, come il solare, il fotovoltaico e un sistema di purificazione per non sprecare acqua. Ci siamo impegnati e abbiamo investito, che per i prossimi 15 anni sarà il nostro debito, più di 1 milione di euro in tecnologia. Tutto questo non è servito a niente perché oggi viene tassata anche il fotovoltaico, il solare, tutto quello che abbiamo fatto in tecnologia. La decisione di sospendere le attività è stata comunicata agli iscritti con un lungo post sui social network. Per le attività di nuoto agonistiche i gestori manterranno aperta una corsia negli altri impianti del plebiscito, mentre rimarranno aperte tennis, paddle e palestra, con la speranza che la piscina possa riaprire nei mesi estivi. La vicenda di Padova 2000 non è che la prima ripercussione del caro bollette. Dal gestore l'appello al governo. Al governo siamo andati a richiedere prima di tutto di non applicare l'IVA dell'IVA, perché sulla bolletta, se si guardano le voci, c'è l'IVA per ogni voce e poi alla fine c'è l'IVA di tutto l'importo. Solo l'IVA vale 15.000 euro e quindi è una follia, perché l'IVA dell'IVA è una follia. Ma poi gli oneri di sistema per società, per strutture come la nostra virtuose, che fanno di tutto per non emettere anidride carbonica, per tagliare i costi, per tagliare le utenze, dovrebbero essere premiati, non castigati. E oggi noi non solo ci sentiamo castigati, ma ci sentiamo presi in giro. Tra le categorie che soffrono e rischiano di più per la questione caro bollette ci sono sicuramente gli agricoltori, gli allevatori, i produttori. Noi siamo andati, pensate, a Bassano dal presidente della Coldiretti, del mandamento bassanese, che non solo ci ha raccontato il suo caso specifico, ma ci ha fatto un quadro della situazione ben preciso. La vedete? Questa è la bolletta di un mese di luce arrivata all'azienda agricola di Pietro Guderzo, presidente Coldiretti del mandamento di Bassano. 4.700 euro, il 130% in più rispetto all'ultima bolletta. E per quella di gennaio si aspetta un aumento ancora più consistente. Una situazione che sta mettendo in fortissima crisi un intero settore. Il caro bolletta è un problema che un po' penso tutti coloro che hanno a che fare con le imprese e anche le famiglie stanno subendo. In particolar modo nel reparto agricolo questo mette in grossa difficoltà molte aziende, anche perché ricordiamo chi ha animali certamente non può dire da domani spegniamo tutto, sicché è un periodo difficile, bisogna tenere duro. Chi trasforma il prodotto adesso si trova in difficoltà perché chiaramente macchinari che funzionano principalmente a energia elettrica si trovano con dei costi più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. C'è già qualcuno che sta pensando di cedere, di rinunciare, di lasciare? Purtroppo il settore agricolo non si può fermare, quindi o si continua e si trova una strada per andare avanti o purtroppo si è costretti a chiudere definitivamente l'attività e questo è un grosso problema anche dal punto di vista di quello che riguarda la tutela ambientale, no? Perché dove c'è agricoltura, dove ci sono le aziende agricole c'è anche una tutela del paesaggio e del territorio stesso.
Voi state pensando, non so, a qualche manifestazione, qualche iniziativa per far sentire la vostra voce? Beh, so che come associazione di categoria a livello nazionale ci stiamo muovendo direttamente col Ministero. Ci sono delle trattative intavolate e speriamo che venga riconosciuto un giusto valore anche al nostro prodotto in modo tale da poter sostenere i costi di produzione, perché attualmente molte aziende stanno lavorando sotto costo, lavorano in perdita. E allora, in attesa di continuare a parlare di questo e di tanto altro, vedo collegata con noi da Vicenza la nostra collega Luisa Bertini. Buongiorno, ben trovata Luisa. Allora, prima di andare in pubblicità... Buongiorno a te, buongiorno e ben trovati anche ai nostri telespettatori. Abbiamo un paio di minuti prima di andare in pubblicità, ti lascio spazio per tutte le notizie di cronaca che ci porti da Vicenza. Sì, dunque io partirei con una notizia di cronaca che riguarda un trentenne vicentino che aveva un macete in auto. Si tratta di un uomo già aggravato da precedenti che a Vicenza in via della Stanga è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri per un controllo mentre era alla guida dell'auto ed è stato trovato appunto con il macete, ma non solo, è stato anche denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ma è stato anche trovato con dello stupefacente, quindi in possesso di eroina che stava per essere consumata da lui e dall'altro occupante del veicolo. E questo per quanto riguarda la cronaca. Per quanto riguarda dei finanziamenti e quindi il rifacimento di una strada importante come via Quadri, quindi importanti interventi di rifacimento e di manutenzione straordinaria, vi parlo di un contributo ministeriale pari a 450.000 euro che permetterà appunto di intervenire in questa arteria fondamentale che è stato assegnato al Comune dal Ministero dell'Interno per le opere pubbliche, quindi per la messa in sicurezza del territorio. Un'arteria importante, vi dicevo, perché collega due assi quali Corso Padova e Viale Trieste, che è stata realizzata negli anni 60 e quindi via Quadri costituisce una parte fondamentale della circonvallazione esterna della città. Di questo e di altro vi parleremo all'interno del TG di Vicenza. Luisa, e io concludo qua. E allora noi ti ringraziamo per il tuo intervento sempre preciso e puntuale. Sei stata bravissima perché sei rimasta nei tempi. Abbiamo la pubblicità, ti salutiamo, buon lavoro alla nostra collega Luisa Bertini. Noi rientriamo in studio proprio per lanciare la pubblicità. Ci ritroviamo fra pochissimo. 13:02, saremo in vostra compagnia per poco meno di mezz'ora ancora in diretta, come sempre, come ogni giorno, per raccontarvi le notizie del Veneto e dal Veneto. Avete visto i nostri collegamenti con Padova, con Vicenza, tante altre notizie live di attualità. Chiudiamo però prima il cerchio, chiudiamo la pagina dedicata al racconto delle difficoltà per il caro bollette, per le aziende, per le famiglie, proponendovi adesso questo servizio, un servizio che ci spostiamo nel Trevigiano per raccontarvi appunto di quanto difficile sia sopravvivere con queste spese, con questi rincari per un panificio storico. Vediamo. Questa è 2522 di quest'anno. Esatto, con 10 giorni in meno di lavoro perché eravamo chiusi. La stangata delle bollette di luce e gas rischia di uccidere le piccole imprese della marca. Ecco lo sfogo di un imprenditore che vede la bolletta del gas triplicata rispetto a quella dell'anno scorso. La somma divisa i 21 giorni di lavoro sono 125 euro al giorno solo di gas. 125 euro, praticamente mi costa di più l'uso della materia, cioè gas, che le materie prime che uso per la produzione del pane. Cifre elevatissime, impossibili da sostenere, che però non possono essere coperte con l'adeguamento dei prezzi dei prodotti, perché difficilmente si riesce a recuperare il costo della bolletta con un piccolo aumento. Avevamo già avuto un incremento noi a novembre e dicembre, infatti le bollette erano sui 1.400-1.500, però c'era
ci stava perché avevamo la produzione di panettoni e quindi sai, con l'extra produzione e il lavoro di Natale. In questo caso il proprietario del panificio sta valutando se rinunciare ad un forno a muratura, una vera e propria archeologia industriale che permette di realizzare prodotti di eccellenza, ma che allo stesso tempo consuma tantissimo perché deve essere tenuto acceso 24 ore su 24. Finché era una gestione di 700-800 euro, sei lì in cameri senza problemi, è storico, è da 50 anni che siamo qui, di conseguenza non è un grosso problema. Però i problemi subentrano quando la bolletta da pagare triplica rispetto all'anno precedente e non rimane altro che fare un appello alle sfere alte. Spero che arrivi al sindaco e che in qualche modo, so già che sta appunto combattendo anche lui per la stessa causa, per la municipalità in primis, e spero anche per le aziende, piccole e medie aziende, che come soffre la municipalità soffriamo anche noi, di conseguenza. Ha avuto dei problemi di salute, ma ha rassicurato, e l'ha fatto anche tramite un video che adesso vi facciamo vedere, ha rassicurato i propri fan, lo storico bassista dei Pooh. Sto parlando di Red Canzian, che non solo, come vedremo, insomma, sta meglio, ma lancia anche un appello mettendo in guardia tutti su un tentativo di truffa online. Vediamo. Ciao a tutti, come vedete le cose stanno andando sempre meglio, io cammino, mi muovo, faccio le scale, sto facendo fisioterapia, la voce sta ritornando e insomma va tutto bene. Un passo alla volta per tornare alla musica, ai fans, al palcoscenico. Red Canzian affida di nuovo ai social il suo messaggio per mostrare come la terribile esperienza dell'infezione al cuore, che a gennaio lo aveva costretto al ricovero in terapia intensiva, stia lasciando il posto alla normalità. Un Red Canzian decisamente migliorato rispetto al messaggio registrato all'ospedale Cafoncello per la sua prima passeggiata nel giardino del nosocomio. Era l'inizio di febbraio e già la sofferenza evidente lasciava il posto alla grinta di sempre. Una grinta che in questi giorni, con il ritorno a casa dall'ospedale, lo ha spinto anche a denunciare su Facebook il tentativo di raggiro di un truffatore che si spaccia per lui online con l'obiettivo di agganciare fans per spillare denaro in qualche modo. Devo mettervi in guardia, ha scritto in un post, da un ennesimo mascalzone che si spaccia per me. Io non ho chat dal vivo, non ho chat private e l'unico posto dove rispondo è proprio qui, sul mio Facebook. Vi prego di non cascarci in queste truffe e soprattutto di segnalarlo. Nel frattempo la voglia di tornare è tanta e soprattutto di riprendere la guida del suo Casanova Opera Pop. Mi manca solo una cosa che è veramente importante, rivedervi, stare sul palco, abbracciarvi. Ma succederà presto. In bocca al lupo allora a Red Canzian, a presto, insomma, per tutti gli amanti, insomma, gli appassionati della sua musica. Come avete visto, ha parlato di truffe online, ha parlato quindi di raggiri. Questo ci permette di introdurre il tema della sicurezza. Sicurezza, adesso noi ci spostiamo, rimaniamo comunque nel trevigiano, ci spostiamo però a parlare di un altro tipo di truffe, di altri tipi di furti, controlli straordinari dei carabinieri in tutto il territorio. Li riassumiamo in questo servizio. Ci troviamo a Villorba, dove sono scattati da qualche minuto i controlli straordinari del territorio, controlli importanti per cercare di prevenire e di arginare fenomeni odiosi come quello dei furti, ma non solo. Io sono in compagnia del tenente colonnello Marco Turrini, del comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Comandante, buongiorno. Buongiorno a lei. Controlli che sono fondamentali, questi per garantire la sicurezza dei cittadini. Sì, è un'attività di prevenzione specifica, mirata, che stiamo svolgendo in questi momenti. Abbiamo circa un centinaio di carabinieri impegnati sul territorio di Treviso e di tutta la provincia, ed è un'attività importante proprio per monitorare eventuali presenze sospette, quindi autovetture, soggetti che possano poi rendersi responsabili di reati nella nostra provincia. Rimane fondamentale l'aiuto e il sostegno dei cittadini con le segnalazioni. Sicuramente sì, le informazioni che ci pervengono dai cittadini sono fondamentali, quindi queste segnalazioni al 112, al nostro numero di emergenza, servono a orientare proprio la nostra attività di prevenzione e anche a dare elementi che poi possono essere utili per sviluppare un'attività di contrasto che magari richiede più tempo, ma che comunque è importante appunto per cercare di frenare questo tipo di fenomeno. Controlli su strada, come avete visto, con l'ausilio delle auto, ma non solo, perché c'è anche l'ausilio dell'elicottero.
Sì, grazie al supporto del 14° Elinucleo Carabinieri di Belluno possiamo svolgere questa attività congiunta che vede quindi un impiego di pattuglie su strada ma anche un supporto dall'alto, quindi un occhio veramente che consente il monitoraggio della porzione di territorio che in quel momento stiamo presidiando. Quando vi accorgete, trovate qualcosa di anomalo, lo trasmettete direttamente anche all'elicottero? Sì, il contatto è stretto fra le nostre centrali operative, le pattuglie su strada e l'elicottero. Questo consente una tempestività di intervento immediata, maggiore, e quindi di riuscire ad arrivare a identificare il soggetto di interesse piuttosto che fermare l'autovettura sospetta in tempo reale. Come potete vedere, l'elicottero si sta alzando, sta andando a sorvolare le zone considerate maggiormente a rischio, quelle dove c'è stato un alto numero di furti come Preganziol, Mogliano, Carbonera, Breda de Piave. Continuiamo a parlare di sicurezza, ci spostiamo però a Vicenza, dove quella che sta partendo, quella che è in atto, viene definita una vera e propria rivoluzione. Ci spiega tutto il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. La rivoluzione della sicurezza. Vicenza lancia la sfida alla criminalità e al degrado. Sfida politica innanzitutto, sfida di popolo, laddove il sindaco deve rappresentare tutti i suoi cittadini. Partita a scacchi nei palazzi romani per chiedere, per ottenere più uomini, per rafforzare l'esercito delle forze dell'ordine. Io ho incontrato il sottosegretario dell'interno Molteni, Luca Molteni, che mi ha rassicurato su alcuni interventi in ordine alle mie richieste di potenziamento del personale di tutte le forze dell'ordine di Vicenza. Arriveranno uomini, questa è l'indicazione da parte del sottosegretario, sia per la Polizia di Stato che per Carabinieri e Guardia di Finanza, già a partire dalle prossime settimane, in vari momenti nel corso del 2022. La prima rivoluzione è questa: più poliziotti, più carabinieri, più fiamme gialle. Forze fresche che arriveranno nel corso del 2022 per sostenere, per alimentare la sicurezza a Vicenza. Soprattutto ora che il nuovo questore Paolo Sartori ha lanciato un'offensiva senza precedenti sulle strade, nei parchi, nelle piazze del degrado. Ma la seconda rivoluzione è forse quella più importante: innalzare il livello della questura di Vicenza, che potrebbe entrare in prima fascia. Il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Luca Molteni, ha già preso l'impegno di affrontare la questione. Il sottosegretario si è impegnato a venire a Vicenza in Comitato Ordine e Sicurezza già per la prossima primavera e organizzeremo un incontro in comitato, l'ho già anticipato al signor prefetto, che chiaramente organizzerà con noi questo sopralluogo e questo incontro importante in prospettiva futura. La crescita di fascia della questura di Vicenza permetterebbe un potenziamento dei servizi della Polizia di Stato in tutto il Vicentino, con un aumento non occasionale ma strutturale dell'organico. Vicenza oggi ha i requisiti per ottenere il passaggio a una fascia superiore, è una questione naturalmente di natura anche politica, quindi lavoreremo in questa direzione con l'aiuto dei nostri parlamentari e del governo. Tutto questo è collegato con la terza rivoluzione, la costruzione della nuova questura che dovrebbe sorgere nel Parco Cattaneo, dove verrà realizzato un giardino e un posteggio. È all'interno di quest'area che dovrebbe nascere la nuova questura di Vicenza. Un progetto che il Ministero dell'Interno sta portando a città proprio per spostare la questura nuova in un'area sulla quale stiamo discutendo e dopodiché faremo sicuramente un incontro per cercare di innalzare i servizi e le presenze all'interno del territorio comunale e provinciale. Restiamo a Vicenza, dove i residenti del quartiere Anconetta si sono espressi in maniera molto definita, molto chiara, dicendo no al progetto di un cavalcavie per superare quello che è un problema annoso che riguarda il traffico, che riguarda insomma un passaggio a livello. Vediamo. Un ponte lungo 120 metri dove auto e camion viaggerebbero a 7 metri di altezza. Questa è in sintesi la proposta alternativa giunta in municipio a Vicenza per superare il passaggio a livello nel quartiere Anconetta.
Un intervento atteso da alcuni decenni dai residenti per veder finalmente scorrere il traffico senza continui stop, ma la soluzione per cui si era aspettato tanto era un'altra: l'interramento del binario ad una quota inferiore al piano stradale. Il sindaco Francesco Rucco ieri aveva affermato che oltre alla politica dovranno essere i cittadini a scegliere. Noi oggi siamo andati ad Anconetta a chiedere se l'ipotesi del viadotto, peraltro già cassato dai residenti nella scorsa legislatura, possa tornare di interesse. Il comitato è sorto quando con l'ex giunta Variati ci è stato proposto una sorta di taboga, di cavalcaferrovia, che avrebbe distrutto il nostro quartiere. Questa proposta diciamo è un po' un fulmine a ciel sereno, in quanto noi siamo andati a Roma con il nostro sindaco che ci ha appoggiati per presentare un progetto di interramento della linea ferroviaria con un impatto zero sul nostro quartiere, che anzi risulterebbe abbellito con la realizzazione anche di 2 giardini pensili sopra le campate, diciamo, dove andrebbe sotto il treno. Sì, sotto sarebbe meglio. Penso che la migliore sia interrare la ferrovia sicuramente. Meglio il cavalcavia. Certo che interrato sarebbe molto meglio, certamente. Sarebbe meglio l'interramento, perché per il quartiere il cavalcavia sarebbe molto impattante. Cosa meglio sarebbe fare un progetto un po' più ecologico, forse il treno sotto sarebbe meglio. Con il negozio da 40 anni e se 40 anni che continuiamo a fare la guerra per fare sto cavalcavia benedetto. No, interramento, per carità, interramento. Per impatto secondo me è meglio sotto, per sotto, più che il cavalcavia che andrebbe a rovinare un quartiere. Penso che l'interramento sia la cosa migliore. Sarebbe meglio il treno sotto, obiettivamente, ma siccome ho sentito che ci vogliono troppi soldi. È sicuramente un progetto costoso, ma non così costoso, e Vicenza Nord merita, la nostra città merita la bellezza. Prima di andare avanti, magari per chi si fosse collegato con noi, di ritardo, insomma, andiamo a dare un'occhiata di nuovo al bollettino che fotografa la situazione Covid nelle ultime 24 ore in Veneto, bollettino che ci fornisce Azienda Zero. Ebbene, guardate insieme i dati di questa tabella che certifica come il Covid stia progressivamente concedendo una tregua sempre più importante. Questo non significa abbassare la guardia, significa constatare comunque un allentamento della morsa. Numeri che riepiloghiamo in questa tabella che riguarda il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore, quindi l'aumento dei casi positivi nelle ultime 24 ore, che è di 5.880 nuovi casi in Veneto, ma prestate attenzione alla colonna accanto, alla prima colonna verde. 2 giorni fa abbiamo dichiarato e commentato insieme a voi che per la prima volta, insomma, si era scesi sotto il muro dei 100.000 positivi in Veneto. 2 giorni fa all'incirca i casi delle persone attualmente positive erano 97.000 e qualcosa, insomma poco più di 97.000. Nel giro di 2 giorni si è scesi a 83.265, quindi parliamo di abbondanti 14.000 casi di positività in meno, insomma, nel giro di poco più di 48 ore. Gli altri numeri importanti di questa nostra tabella, di questo report, riguardano le ospedalizzazioni in area non critica, che continuano a scendere, meno 59 nelle ultime 24 ore. Calano anche le terapie intensive, meno 2 nelle ultime 24 ore. Purtroppo non è retorica, lo facciamo sempre con grande difficoltà, dobbiamo dare conto anche del decesso di 17 persone nelle ultime 24 ore. Noi adesso
cambiamo decisamente argomento, parliamo di vino perché le etichette anticancro sul vino sono state una battaglia vinta dal Parlamento europeo. Non è il consumo del vino ma l'abuso della bevanda il vero fattore di rischio, quindi battaglia vinta per la soddisfazione di consorzi e di produttori. Oggi tema di discussione sarà il Prošek, vediamo. Non è il consumo del vino, ma l'abuso della bevanda il fattore di rischio. È il principio su cui si basa la modifica sul piano di azione anticancro approvata ieri a tarda sera dall'Europarlamento. Marcia indietro di Bruxelles, dunque. Non ci saranno più riferimenti al cancro nelle etichette di vino prodotte in Italia. Le modifiche al Cancer Plan trovano piena soddisfazione delle associazioni di categoria, secondo le quali la decisione va verso l'equilibrio e il buonsenso. È stata una decisione saggia, dico io, non doveva secondo me neanche andare in discussione una cosa del genere, perché non è sicuramente una bella pubblicità per il vino. Niente più bollino nero, solo raccomandazioni che invitano ad un consumo responsabile. Con il bollino nero avremmo avuto una riduzione di consumi prevedibile di un 10%, però sarebbe stato catastrofico, penalizzante e del tutto insensato. Esulta anche il consorzio Prosecco di OCG, che solo l'anno scorso ha venduto 104 milioni di bottiglie, più 13% di vendite, per un valore di 600 milioni di euro. Sarebbe stato un grossissimo problema quello di applicare un warming sulle nostre etichette, e in questo caso avrebbe davvero creato confusione nel consumatore. Battaglia vinta sul fronte dell'etichetta. Ora le preoccupazioni si spostano per ciò che dirà la Commissione europea a riguardo del Prošek croato. Da domani iniziano i confronti a Strasburgo, dopo che numerosi dossier sono arrivati dall'Italia. E a questo punto attendiamo fiduciosi un responso. I tempi oramai sono maturi e chiediamo all'Unione Europea che comunque prosegua un lavoro di tutela, un lavoro che per noi anche sul fronte del Prošek sarà importantissimo, non solo per il sistema vino italiano ma anche per quello europeo. Perché creerebbe un precedente non solo al Prosecco ma a tutti i prodotti che nascono nei territori e portano il nome del territorio, perché dobbiamo ricordare che Prosecco non è un vitigno, non è un'uva, ma è un territorio. Allora a quel punto discutiamo anche del Barolo, del Chianti, dello Champagne, di Bordeaux, di Borgogna, che rappresentano comunque dei territori e ne portano il nome. Bonus psicologico approvato nella notte. Di che cosa si tratta? Lo leggiamo insieme. Nella notte è stato approvato l'emendamento che prevede un contributo di 600 euro circa a persona. Di che cosa si tratta? L'intervento consiste in uno stanziamento di 20 milioni di euro, metà per potenziare le strutture del Servizio Sanitario Nazionale già esistenti e gli altri 10 milioni di euro per i cittadini che chiederanno aiuto per sostenere le spese di psicanalisi e di terapie necessarie a causa della pandemia. Si stima che ogni richiedente, appunto, come dicevamo, avrà diritto circa a 600 euro l'anno. Resterà escluso da questo bonus chi ha un ISEE superiore a 50.000 euro. I Ministeri della Salute e dell'Economia emaneranno presto un decreto in cui verranno stabiliti i requisiti completi, le modalità per accedere al bonus e l'entità, l'importo esatto dello stesso. Adesso cambiamo decisamente argomento perché l'Università Ca' Foscari inaugura il 154esimo anno accademico, torna a farlo in presenza al Teatro Goldoni. Siamo giovani, ma a differenza delle generazioni di giovani del passato, siamo dolorosamente consapevoli di non essere invincibili. Abbiamo alle spalle un passato in frantumi e un futuro sempre più incerto. Nelle parole della rappresentante degli studenti di Ca' Foscari, Elisa Sartorelli, i dubbi non solo legati alla pandemia di una generazione che si è improvvisamente scoperta più fragile. L'inaugurazione dell'anno accademico è tornata in presenza al Teatro Goldoni di Venezia, dopo che l'anno scorso la pandemia aveva costretto ad una cerimonia via internet. Della nostra università
Una comunità che conta 23.000 studenti e 1.300 tra docenti e personale. La magnifica rettrice Tiziana Lipiello ha sottolineato tra le sfide di Ca' Foscari l'ambiente e il contrasto al cambiamento climatico, condizioni di lavoro che concilino vita e professione, il superamento della disparità occupazionale e retributiva tra laureati e laureate, quindi la residenzialità per gli studenti a partire da un nuovo progetto all'ex caserma Pepe al Lido. Oltre ai 220 posti letto, prevediamo spazi per servizi culturali e didattici, aule studio, sale riunioni, biblioteca, spazi internet, lavanderia, palestra, uffici di servizio. Inoltre, nel centro storico veneziano, il prossimo luglio inizieranno i lavori per la ristrutturazione della Chiesa 4 a San Basilio. In collaborazione con il comune Lo Juav, Ca' Foscari sta valutando anche un progetto di utilizzo del complesso delle Teresi a Dorsoduro. Infine sarà completata la residenza di via Torino a Mestre con la realizzazione di un edificio polifunzionale destinato a mensa, aule e attività sportive. Un vero in bocca al lupo ai ragazzi e alle ragazze, un ringraziamento sincero a tutti i docenti. Il videomessaggio del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha seguito l'intervento in presenza del sindaco di Treviso Mario Conte a sottolineare il rapporto sempre più stretto tra Ca' Foscari e la sua città. Prima della rettrice però un intervento fuori programma del collettivo Liberi Saperi Critici è stato durissimo con le politiche di Ca' Foscari. Durante il primo lockdown nazionale abbiamo assistito a un aumento sproporzionato delle tasse universitarie, mentre il peso della pandemia gravava sulle spalle delle nostre famiglie. 2 anni dopo assistiamo a una riduzione progressiva delle borse di studio e delle indennità erogate da Ca' Foscari, sempre più simile ad un'azienda che ha un luogo dove formare saperi consapevoli. E Ca' Foscari cosa farà? Scendere in piazza con i suoi studenti o continuerà dalla sua torre d'avorio a credere che vada tutto bene? Un intervento analogo era già avvenuto alla cerimonia della Normale Superiore di Pisa e a Venezia è toccato proprio alla rettrice Lipiello prendere la parola immediatamente dopo. E questa è una manifestazione di come Ca' Foscari da sempre ha dato libero spazio al libero pensiero. Ed è partito il progetto di restauro del campanile della Pieve di San Biagio. Vediamo. L'ultima campana dell'antica Pieve lascia il campanile e raggiunge le sorelle già arrivate a terra. Un lavoro iniziato di buon mattino e salutato dagli sguardi commossi di alcuni parrocchiani e dall'artefice di questa grande opera di rinascita e ristrutturazione, Don David. In mezzo ai suoi parrocchiani a condividere l'emozione di un momento tanto atteso e che porta con sé un alto valore simbolico, raggiunto con lo sforzo anche economico di tutta la comunità. E poi soprattutto significativa quella dedica che dice proprio Fidelium Pietas, cioè la pietà dei fedeli, ha donato, ha fatto, ha costruito queste campane, questo campanile. Quindi è un momento storico perché diamo restauro, che vuol dire recuperare un pezzo della nostra storia, della nostra identità. Destinate ad un laboratorio a Innsbruck, le campane potrebbero tornare a suonare già per questo Natale. Il campanile dell'antica Pieve infatti funge anche da torre campanaria per la nuova chiesa parrocchiale. È un modo per ricordare le campane che una volta chiamavano la gente del paese in chiesa. Le campane e era sveglia. Mi manca proprio veramente. Io ero chierichetto, ho fatto il chierichetto per anni sulla chiesa vecchia, ancora, visto l'età. E prima per chiamare i fedeli, l'ultimo quarto d'ora si suonava a campanella ed era quella lì più piccola. Accanto alle giganti, circa 850 kg l'una, anche il piccolo campanello che sarà restaurato. Trovato proprio da Don David in un magazzino della parrocchia, porta la data del 1680. Era la campanella del precedente campanile che sorgeva dall'altro lato della chiesa. Una chiesa, la Pieve, che fu ospedale durante la guerra, simbolo dell'identità di questo comune e della sua comunità. Questa è una delle pievi più antiche della diocesi di Treviso. La prima documentazione la troviamo in una bolla papale del 1152. A fine del 300 prende il nome San Blasi di Callalta per la costruzione della Callisalta, la nuova strada. Niente carri allegorici a Padova, ma il comune organizza comunque delle iniziative per un carnevale, per una festa in sicurezza. Vediamo.
Anche quest'anno niente carri mascherati a Padova. Il comune, visto che la situazione sanitaria non consente lo svolgersi in sicurezza delle manifestazioni, ha deciso anche per questa edizione del Carnevale di cancellare la tradizionale sfilata dei carri allegorici, che già era stata annullata nel 2020 ad inizio pandemia e nel 2021. Tuttavia l'amministrazione vuole dare un segnale di ottimismo alle famiglie e ha organizzato alcune iniziative nel rispetto delle norme sanitarie. In piazza Eremitani saranno presenti dal 23 febbraio al 1 marzo una giostrina con i cavalli, animazioni musicali e un mercatino dell'artigianato artistico. In centro invece circolerà il trenino. A queste iniziative più prolungate si aggiungeranno anche 2 pomeriggi di animazione in centro storico, sabato 26 e domenica 27 febbraio, con l'intrattenimento di maschere della commedia dell'arte e poi bolle giganti, giocolieri e dame sui trampoli. Fine settimana di festa, restiamo in provincia di Padova, ci spostiamo però a Cittadella, diciamo fine settimana di festa per il locale Gruppo Alpini che festeggia, taglia il traguardo del 90° anniversario. 2 giorni di celebrazioni per il 90° anniversario del Gruppo Alpini di Cittadella. Sarà il Teatro Sociale a ospitare sabato 19 febbraio alle 20:45 la serata di testimonianze Orma su Orma, dal Don a Nikolaevka, in ricordo del 79° anniversario dalla sanguinosa ritirata della divisione tridentina nella steppa russa. Domenica 20 febbraio la mattinata sarà scandita da una serie di appuntamenti. Alle 9 la deposizione della Corona d'Alloro al Monumento Alpino di Riva del Grappa, alle 10 l'alzabandiera in piazza Piero Bonna, alle 11 la Santa Messa in Campo della Marta animata dal Coro Ana di Cittadella. Chiudiamo questa edizione di Focus restando a Padova, dando un'altra breve notizia. Dal prossimo 19 febbraio da Campo San Piero ripartono i pellegrinaggi mensili del Cammino di Sant'Antonio. È la tappa storica dei cammini, una tra le più simboliche, quella che parte da qui, dai santuari nati dove Antonio trascorse gli ultimi giorni di vita e da dove partì morente verso Padova il 13 giugno. Sarà proprio il santuario del Noce ad accogliere all'alba, sabato 19 febbraio, i primi pellegrini che aderiranno alla proposta dei frati passo dopo passo con Sant'Antonio. Da qui si metteranno in viaggio a piedi, con l'andare lento che aiuta alla preghiera, alla riflessione e all'amicizia, per arrivare nel pomeriggio a Padova alla Basilica del Santo. Esperienza che tornerà anche a marzo, aprile e maggio. Per partecipare è richiesta la prenotazione. Anche per oggi è tutto, noi vi diamo appuntamento a domani dove seguiremo in diretta la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Non solo, adesso non mi resta che augurarvi buon pranzo per chi sta mangiando, buon pomeriggio a tutti gli altri, appuntamento con Focus TG puntuali alle 12 domani.